Buondì a tutti, anche se è ancora una buona giornata dopo quello che abbiamo sentito stamattina, perché non so voi, ma io un filo di preoccupazione l'ho sentita davanti a certi dati, quel filo, proprio quella sottile ombra di tensione. Più o meno la stessa ombra che quando dico a mia moglie che non ho voglia di andare all'Ikea il sabato pomeriggio, che di solito poi porta a catastrofi immediate, ecco, più o meno è quello che ho sentito adesso. Nel senso che quello che abbiamo sentito ci presenta una sfida che è veramente importante per il nostro sistema sanitario. È stato citato da alcuni che hanno preceduto, da Filippi, da Carretta, dalla Bonesso, ma effettivamente se abbiamo visto, se abbiamo guardato bene questi dati ci dipingono un quadro, come dire, da cui non si esce da soli, in cui ciascuno da solo non può trovare una soluzione, dobbiamo trovare una soluzione di sistema. E allora, quello che cercherò di evidenziare in pochi minuti è proprio quella che è la sfida di sistema dell'integrazione della psicologia nel sistema territoriale, nelle case di comunità, chiaramente in maniera specifica, ma devo fare una premessa. Oggi Giovanni Leoni è probabilmente la persona più complimentata dell'entroterra veneziano, ma se lo merita lui e la sua squadra. Con lui, con Andrea, abbiamo fatto vari scambi nei periodi intensi del Covid, insomma, nei nostri ruoli istituzionali, e sono quindi particolarmente contento, insomma, che Giovanni e la sua squadra siano stati riconfermati, insomma, per il profilo istituzionale con cui hanno sempre gestito la categoria e la rappresentanza delle professioni sanitarie. Io devo fare un salto indietro sui bisogni che sono emersi, perché oggi abbiamo parlato nei dati, se abbiamo visto in filigrana si vedevano tanti bisogni che emergevano da questi dati, e i bisogni stanno emergendo anche da un punto di vista psicologico in maniera importante, e lo vediamo bene dal Covid in poi. Io mi sono sempre occupato nella vita di grandi emergenze, di psicologia dell'emergenza nella protezione civile e dintorni, e una cosa che noi diciamo in psicologia dell'emergenza è che le emergenze non creano nuovi bisogni dal nulla. L'emergenza è qualcosa che rende evidente, amplifica come una grande lente di ingrandimento qualcosa che magari c'era già prima, sotto traccia, subclinico, non visto, ma l'emergenza lo rende evidente, lo rende verbalizzabile, lo rende pensabile a tutti. E quello che abbiamo visto tutti, in tutti i contesti, nelle varie professioni sanitarie, è stato sicuramente un emergere, un articolarsi, un approfondirsi di molti bisogni psicologici, psicosociali, psicofisici precedenti. In termini psicologici io vi cito solo un dato per rappresentarvi quella che come categoria noi abbiamo visto negli ultimi anni. Io non so i dati dell'EMPAM o dei vostri enti di previdenza. L'EMPAP, il nostro ente di previdenza, produce una statistica reddituale ogni anno. La categoria degli psicologi ha aumentato il proprio reddito del 30% in 2 anni dopo il Covid. Nel senso che noi abbiamo gli studi effettivamente che sono diventati pieni e abbiamo dei problemi a gestire la domanda nel pubblico, in cui in Veneto, per dare un'idea, ci sono circa 500 psicologi in tutto il sistema sanitario, in Italia sono 5.000 i dirigenti psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, più tutti vari SAI, collaborazioni varie, convenzioni, borse, ci sono ovviamente poi tutte le pletore dei contratti o delle forme di lavoro non tradizionali, non ordinarie, ma abbiamo un problema importante di gestione della domanda. Abbiamo una incidenza dei disturbi psicologici che è cresciuta in maniera nettissima, o meglio, magari era anche pregressa, ma dopo il Covid è diventato possibile parlare di più di salute mentale, di benessere psicologico e della necessità di prendersi cura di sé sul territorio. Abbiamo avuto, avrete sentito parlare, il bonus psicologo, se ne è parlato abbastanza, insomma, sui giornali. L'INPS ha ricevuto, a fronte di risorse disponibili per un massimo di 38-40 mila cittadini italiani, ha ricevuto in pochi giorni 400 mila richieste, quindi 500.000 di cittadini italiani che, non avendo trovato altre risposte sul territorio, hanno chiesto allo Stato di avere una mano per andare nel privato ad affrontare dei bisogni inespressi o invisibili o sotto traccia. 500.000 solo che hanno posto questa domanda, di cui più dei 2/3 giovani o giovanissimi, quindi parliamo di under 35, a dimostrare veramente che abbiamo in corso un'emergenza importante sui territori. Il nostro ente di previdenza aveva messo a disposizione 10.000 borse per percorsi di psicoterapia all'interno di un grande progetto di ricerca nazionale, sono state bruciate in 24 ore. Quindi abbiamo dei numeri importanti. Pochi giorni fa si è parlato anche dei numeri, ad esempio del numero antisuicidi della regione, che in questo momento ha un flusso di chiamate che sta diventando enorme, ai limiti del gestibile, con oltre il 60% delle richieste, dai dati che sono stati condivisi, che hanno a che fare non tanto con il rischio suicidiario immediato o le problematiche
problematiche economiche per cui era stato istituito originariamente, ma che rappresentano proprio una richiesta di aiuto psicologico che sul territorio non ha risposta. Allora abbiamo bisogno di ingegnarci per trovare soluzioni davanti a questi problemi. E le soluzioni possono avere varie forme. In Veneto in questo momento è depositata da poco una proposta di legge regionale sulla psicologia di base, che è simile a quelle presentate o già approvate, già cantierate e finanziate in altre regioni italiane, e simile a quella presentata a livello nazionale in maniera bipartisan da parlamentari di maggioranza e minoranza insieme, che hanno definito un testo congiunto. In alcune regioni è stato già cantierato, come è stata cantierata con una logica di integrazione, perché quello da cui sono partito era proprio questo, il fatto che nessuno si salva da solo, nessuna professione, nessuna professionalità, nessuna capacità di cura da sola può rispondere a bisogni così complessi. Perché se io prendo, abbiamo visto nelle slide, la signora anziana di Santo Stefano di Cadore, quelli più lontani, quelli con le mappe rosse, ve le ricordate, le abbiamo viste poco fa, in un'area spopolata, in un'area lontana dalle case di comunità, in un'area lontana da altri servizi, la signora anziana sola con problemi di autosufficienza di Santo Stefano di Cadore o di dove vogliamo noi, ha una serie di problemi che nessuno può gestire da solo, richiedono una squadra, perché è da sola, perché non ha autosufficienza, perché ha problemi fisici, perché ha problemi di riabilitazione, ha problemi psicologici, ha tutta una serie di reti di problemi che solo una rete di cura integrata può gestire, da cui la necessità di iniziare a pensarci nelle soluzioni territoriali in maniera integrata. Tutte le proposte di legge importanti sulla psicologia di base partono dall'idea sempre che sia integrata con la medicina di base, la medicina di famiglia, i pediatri di libera scelta, i distretti. Questa è nella versione originale. Chiaramente sui modelli organizzativi si possono fare ampie riflessioni, ma la necessità di costruire quello che deve diventare un modello di sport di squadra nella gestione dei bisogni di cura, usciamo da un periodo olimpico in cui abbiamo visto sia gare individuali che gare di squadra, ecco, direi che il caring dei cittadini e i bisogni sociosanitari sono uno sport di squadra delle professioni sanitarie. Da questo punto di vista abbiamo bisogno di iniziare a ripensare appunto a modelli integrativi che queste risposte le sappiano costruire insieme. Faccio un esempio, in Campania è stato sviluppato un modello di psicologia territoriale integrato, è stato cantierato in meno di un anno con un finanziamento di 36 milioni di euro e in questo momento ci sono 150 psicologi che lavorano a pieno regime assieme ai medici di medicina generale e in rapporto ai distretti per un coordinamento continuo di prese in carico integrate dei pazienti che magari arrivano dall'MMG con una serie di problematiche ibride, e sappiamo che i problemi sono sempre ibridi, e riescono ad avere una presa in carico che è subito integrata fin dalle prime fasi del percorso clinico, dando quindi una risposta di salute maggiore al cittadino, una distribuzione di carichi più equa per il sistema sanitario e per i professionisti coinvolti, in una logica win-win che aumenta la qualità sia di vita dei professionisti che del cittadino. Da questo punto di vista quindi abbiamo bisogno, prima c'è qui dietro di me la scritta camici e mura, e sono due elementi di quella che però è una partita a carte in cui per fare un poker abbiamo bisogno di 4 carte. Uno sono i camici, cioè le risorse umane qualificate, soddisfatte, con condizioni di vita decorose e che siano ben sostenute nelle loro attività. Una seconda carta sono le mura, che siano buone mura, siano mura efficienti, ben costruite nel senso ampio del termine. Una terza carta sono le tecnologie, sono state citate rapidamente, diventano veramente un elemento strutturale. E il quarto però è il modello organizzativo, che è invisibile. Noi psicologi ci occupiamo di cose che non si vedono spesso, e quindi a me quello del modello organizzativo per me rappresenta uno dei temi più importanti, perché il modello organizzativo è quello che ci fa capire in che modo i camici lavorano nelle mura con le tecnologie e tra di loro nel prendersi in carico dei problemi complessi per loro natura strettamente ibridi. Allora il modello organizzativo diventa, in scenari che abbiamo visto anche un po' inquietanti, a risorse magari non assolute ma relative rispetto al PIL e rispetto comunque a una crescita dei bisogni che è più rapida della crescita delle risorse, e quando c'è un mismatch tra crescita del problema e riduzione del ratio di crescita delle risorse che devono affrontare il problema, abbiamo tutti un grande problema. Allora da questo punto di vista dobbiamo cercare di ottimizzare, di togliere sabbia dagli ingranaggi, di ridurre le ridondanze e di integrare percorsi di cura in maniera diretta tramite appunto modelli organizzativi efficaci che possano essere pensati in contenitori, come possono essere quelli delle case di comunità, che non sono solo contenitori strutturali ma devono essere contenitori di un pensiero di cura, in cui tutte le esigenze del paziente e delle comunità di pazienti sono prese in carico in maniera realmente integrata, al di là della retorica. E dico al di là della retorica perché noi ce lo diciamo da sempre, io da quando studio, da 30 anni, che ho iniziato a studiare e leggevo questa parola, la cura integrata. Però se notate, vado a chiudere su questo aspetto, c'è un paradosso.
Noi usciamo da una realtà che per decenni sul territorio ha visto le professioni separate e le ha viste paradossalmente più integrate nelle acuzie. Negli ospedali è più facile lavorare in team, in squadra o in equip. Nei territori spesso i singoli professionisti, le singole professioni, i singoli operatori vanno a lavorare per silos verticali. C'è il medico, c'è lo psicologo, c'è il riabilitatore, c'è il logopedista, c'è X, c'è l'odontoiatra, c'è Y, ma sono separati. Paradossalmente il territorio che dovrebbe essere il terreno di integrazione è meno integrato dell'ospedale per gli acuti, dove si lavora di più in questa logica. Allora abbiamo bisogno di riportare questa revisione culturale, la cultura non si vede ma impatta enormemente sulla nostra qualità del lavoro, sulle nostre funzioni, e di rimetterla al centro. E quindi direi appunto camici, mura, tecnologie, modelli organizzativi e pensiero di sport di squadra. È quello che ci serve, ma è l'unico modo per salvarci tutti insieme. Buon lavoro.